Dopo le notizie tragiche di Genova, io so per certo che Autostrade fa una manutenzione ordinaria di quelle che sono le strutture nel territorio vittoriese. 1 anno e mezzo fa circa c'è stata una segnalazione non per il viadotto vicino al quale siamo di Longare, ma quello di San Fris, e puntualmente la società Autostrade è intervenuta. È ovvio che a questo punto chiederemo una verifica particolarmente approfondita di quelle che sono le strutture che sono nel territorio vittoriese da parte di società Autostrade. Questa parte del viadotto sul cielo di Longare risale al 1972. Erano un po' gli anni ruggenti, quelli in cui è stato costruito anche il ponte Morandi. È questa la struttura secondo lei un po' più a rischio da tenere più sotto controllo? Non sono un tecnico, per cui non sono assolutamente in grado di dire qual è la situazione della struttura. È chiaro che una struttura che ha più di 40 anni deve essere sicuramente tenuta sotto osservazione e controllata, e è quello, come dicevo prima, che chiederemo a società Autostrade. Il viadotto sulla Valle Apesina o Fadalto risale al 1995, pertanto è più recente, però è un'opera molto ardita e a guardarla fa un po' paura. Sicuramente è un'opera da un punto di vista ingegneristico di rilievo. La struttura anche di sostegno, cioè tutti i piloni, per chi volesse passare, vedrà che sono decisamente diversi da quelli degli anni 72, quelli che arrivano fino a Vittorio Nord. Mi è stato detto ancora oltre 20 anni fa, quando la stavano facendo, che gli studi di ingegneria avevano portato a una valutazione rispetto ai piloni ben diversa rispetto a qualche decennio precedente, e pare che le strutture, così come sono state fatte negli anni 90, siano più leggere ma più sicure rispetto a quelle fatte precedentemente. Ovviamente tutti si augurano che sia così. La verifica chiederemo va fatta ovviamente su tutto il territorio vittoriese. Andremo a prendere anche qualche immagine di San Fris, lì la situazione adesso è bonificata, è tutto a posto? Lì è stato fatto un intervento 1 anno e mezzo fa circa, o poco più, proprio sui piloni dell'autostrada. Giusto ieri, passando, ero andato a fare una visita in loco, un cittadino, è stata anche una scenetta, diciamo così, simpatica, perché un cittadino si è fermato, era in macchina, ha abbassato il finestrino e mi ha detto: Sindaco, stia sicuro, io abito qui da 70 anni, ho visto tutti i lavori che hanno fatto, cemento e ferro ne hanno messo davvero tanto. Io spero che sia come ha detto questo cittadino, cioè che la struttura sia in sicurezza, ovviamente non solo per i cittadini, ma anche per coloro che transitano sull'autostrada.